Identificate, raggiunte a casa, denunciate e sanzionate con una multa che oscilla tra i 5.000 e i 30.000 euro. In 24 ore la polizia locale di Bassano, con l'ausilio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, ha riconosciuto le vandale che la notte tra venerdì e sabato si sono appese alla grata della storica edicola della Madonnina col Bambino di via Volpato, a 2 passi dal Ponte Vecchio, e l'hanno sradicata dal muro. Protagoniste 2 sorelle di 17 e 24 anni, la prima residente in centro città, la seconda nel Veronese e già nota alle forze di polizia. Dal video si vede chiaramente la più grande delle 2 che si dondola alla grata, che viene completamente divelta. Le 2, vista la malparata, sono scappate, ma la loro fuga è durata davvero poco. Sconcertante la loro giustificazione. Hanno detto che volevano emulare alcuni servizi che vedevano su TikTok, per cui la gente fa così, anche loro volevano farle. Per entrambe linea dura, la denuncia per danneggiamento aggravato dal fatto che si tratta di centro storico e una sanzione pesantissima per atti osceni in luogo pubblico, visti gli atteggiamenti che avevano tenuto poco prima sul Ponte Vecchio.